Buongiorno, benvenuti al Focus TG di Rete Veneta. Siamo in diretta, in onda, anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio: a partire dalle 14:15 di oggi saremo in diretta dalla sede dei funerali, da un'area di Tombolo dove si svolgono i funerali di Ennio Doris. Sono attese migliaia di persone, sono attese moltissime autorità, anche a livello naturalmente nazionale, per l'ultimo saluto a una figura così importante non solo per il Veneto ma proprio per l'Italia. Noi saremo collegati, vedremo tutte le esequie, potremo parlare con le persone che parteciperanno ai funerali, quindi dalle 14:15 fino alla fine della cerimonia, fino poi alla partenza del feretro. Saremo in diretta qui su Rete Veneta, canale 18. Per quanto riguarda invece il Covid, la faccenda si complica un po' perché da una parte sono arrivati i dati, li vediamo immediatamente, relativi ai contagi. Eccoli, li vediamo grazie alla regia di Alessandro Costacurta e non sono proprio confortanti, perché abbiamo 2113 nuove positività che portano il numero dei casi attualmente positivi a 27.612. Ormai la crescita è di circa 1 migliaio di nuovi di casi in più al giorno. Ci sono delle persone naturalmente che si negativizzano, però il numero complessivo sta salendo in modo davvero notevole, tanto che sono 511.449 le persone le persone che sono risultate positive al tampone dall'inizio dell'emergenza Covid. Sono purtroppo 11.941 i morti a causa del Covid dall'inizio di questa pandemia. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci fa capire la situazione della sanità. Vedete la colonna di sinistra in area non critica, quanti ricoverati ci sono in tutti gli ospedali, praticamente tutti gli ospedali del Veneto, e quanto invece sta premendo il Covid sulle terapie intensive. Il risultato finale ve lo diamo subito, è questo: 488 persone ricoverate in area non critica, di cui 441 ancora positive, 47 si sono negativizzate. 90 è il numero più alto da un bel po', è il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid. Di queste 79 addirittura sono ancora positivi, 11 sono i pazienti in terapia intensiva che in questo momento sono negativizzati. La differenza con il giorno precedente è costante, non è esponenziale, però sono 34 positivi, 34, è un bilancio positivo di 34 unità per quanto concerne l'area non critica, è un bilancio positivo di 2 unità per quanto concerne la terapia intensiva. Questo ci dice che comunque l'incidenza, i casi aumentano molto, aumenta anche la pressione sulla sanità, ma la sanità in questo momento continua a reggere. Come ha detto Luca Zaia qualche giorno fa, la zona gialla è dietro l'angolo, ce l'ha confermato anche l'assessore Lanzarin, che abbiamo sentito pochi minuti fa, per interviste che vedremo poi nei TG di questa sera. Anche lei dice la situazione è grave, va tenuta d'occhio. Decessi, 4 morti in più rispetto al conteggio del giorno precedente. Questo è il quadro dell'emergenza Covid. A questo si sommano i timori legati alla cosiddetta variante Omicron, una variante che è stata scoperta nei giorni scorsi in Sudafrica. Pare che si stia diffondendo piuttosto rapidamente. Secondo le prime informazioni sarebbe una variante molto aggressiva, che si sta diffondendo anche rapidamente, tanto che molti paesi europei, Italia compresa, hanno bloccato i voli dal Sudafrica. Questo ha causato il blocco in quel paese di molti atleti, molte persone, anche turisti ovviamente, che erano là. Ci sono dei rugbisti veneti bloccati, ne sentiamo uno fra poco. Prima vediamo però tutto quello che sta succedendo in questo momento, prima di andare a vedere i servizi. Vediamo se qualcuno si prenota già per i collegamenti. Sapete che sabato parliamo anche con Nicolas Faronato di Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, che sarà contento per le prime nevicate che sono arrivate, ma lo vediamo fra poco. Allora,
Iniziamo con una notizia di ieri sera, ancora calda, perché c'erano 1500 persone alla fiaccolata di solidarietà per Zumski. Vediamo le immagini intanto, se le abbiamo già. Allora, secondo gli organizzatori erano 4.000, c'è chi dice 1.500, c'è chi dice molti di più. Erano comunque molte le persone presenti ieri sera al parco Fiera di Santa Lucia di Piave, punto di ritrovo per la fiaccolata di sostegno a Riccardo Zumski organizzata dalla lista consiliare Vivere Bene a Santa Lucia. La passeggiata di cittadini muniti di torce e mascherine è stata creata e nata per manifestare un sostegno al dottor Zumski dopo la radiazione avvenuta da parte dell'ordine dei medici. Siamo in un periodo, c'è anche una dichiarazione molto divisiva. Abbiamo pensato di organizzare una manifestazione di solidarietà e vicinanza che vada oltre i colori politici verso un medico che ha sempre garantito, queste sono dichiarazioni ovviamente, professionalità e coraggio. Una passeggiata simbolica per trasmettere un messaggio positivo, dice Luca Castellaz, consigliere comunale e capogruppo di Vivere Bene a Santa Lucia. Il corteo, appoggiato anche dal comitato Riccardo Zumski, è partito poco dopo le 8, tra cori e applausi ha percorso le vie del paese fino a raggiungere l'ambulatorio del medico. Lì Zumski si è mostrato alla folla emozionatissimo, ricordiamo sindaco e medico, doppio ruolo, commosso dal grande affetto dimostratogli da cittadini e anche da persone giunte da fuori paese, da lontano, per omaggiarlo per quello che ha fatto. Non ci sono parole, dice Zumski, parlate voi per me. Queste le prime informazioni, c'erano anche naturalmente le forze dell'ordine. Ci risulta che tutto si sia svolto pacificamente, senza alcun problema, senza alcuno scontro, senza alcuna tensione. Vediamo anche volti sorridenti, naturalmente vediamo anche qualche mascherina in meno di quella che ci si aspetterebbe con un assembramento simile, però poi si vedrà. Allora torniamo in studio, perché abbiamo già la prima dichiarazione, le prime dichiarazioni da parte dei rugbyisti, di uno dei rugbyisti bloccati in Sudafrica a causa della variante Omicron. Il problema di questa variante, ci dicono le autorità, naturalmente anche l'istituto zooprofilattico delle Venezie è già stato messo in allerta. Per ora in Veneto non ci sono evidenze che sia arrivata in Veneto. Il rischio è quello che possa superare i vaccini legati invece alle varianti precedenti, legati alla situazione che abbiamo ora in Europa, in Italia, in Veneto, e questo porta naturalmente a dei timori. Ma sentiamo cosa ci ha detto il rugbista bloccato in Sudafrica. Buongiorno a tutti, vi mando questo video dalla terrazza del nostro albergo. Le zebre stanno bene, siamo chiusi in una bolla da qualche giorno, in realtà ci siamo solo andati ad allenare e siamo stati all'aria aperta, quindi qualsiasi gita è stata fatta mantenendo tutte le precauzioni, mascherine, tutte le precauzioni che erano necessarie. Stiamo aspettando di sapere quando torneremo, siamo al sicuro, i ragazzi sono tranquilli e spero di potervi dare notizie sul nostro rientro tra brevissimo, ma comunque qua la situazione a Cape Town è molto più tranquilla, almeno a vederla da fuori, di quanto si racconti, quindi noi per ora rimaniamo nella nostra bolla e aspettiamo di tornare. Nel frattempo mi sentivo di rassicurarvi. Intanto è già importante questa rassicurazione, perché siamo effettivamente a qualche migliaio di chilometri di distanza e non si può sapere esattamente cosa stia succedendo. Le notizie sono internazionali, notizie che rimbalzano dal Sudafrica in queste ore, le notizie che hanno portato l'Italia ma anche altri paesi europei a bloccare le frontiere aeree, diciamo, a chiudere i voli, a fermare i voli diretti dal Sudafrica. Questo ovviamente non impedisce poi del tutto la trasmissione di questa variante Omicron, lo ricordiamo. Detto questo, noi stiamo aspettando Nicola Sparonato, che dovrebbe chiamarci fra pochissimo per le novità del meteo. Sappiamo che è arrivata la prima neve sulle Dolomiti ovviamente, ma anche su altri rilievi del Veneto. Però adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Vi ricordiamo, nota di servizio, che dalle 14:15 di oggi saremo in diretta da un'area di Tombolo per i funerali di Ennio Doris, con tutta la cerimonia, le interviste, i partecipanti, insomma sono attese migliaia di persone e moltissime autorità. Ma mettiamo da parte per un attimo questi temi, andiamo a parlare di meteo, come facciamo ogni sabato. Lo facciamo con Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che vediamo decisamente soddisfatto per le ultime evoluzioni. Nicola, su una spazzolata appena di bianco, però è già qualcosa, no? Sì, hai detto bene, purtroppo negli ultimi anni lo sappiamo, la neve è sempre di più una rarità, purtroppo ormai anche per le nostre montagne. La BEF ha voluto che poi l'anno scorso, quando eravamo in pieno lockdown, ne fossero scese effettivamente delle metrate su in quota, però comunque dai, siamo fiduciosi, speriamo in un inverno migliore e speriamo che appunto questa prima spruzzata di neve anche alle quote più basse rispetto a quanto eravamo abituati sia di buon auspicio per i prossimi giorni, i prossimi mesi. Nicolas, allora adesso noi stiamo già vedendo un'immagine per esempio del Verena a 2000 metri, la vediamo con la regia di Alessandro Costacurta, insomma c'è già un po' di neve, vediamo che c'è già anche qualche linea di qualche sciatore. Cosa possiamo aspettarci per l'immediato futuro? Ci sarà ancora neve o dobbiamo mettercela via per qualche giorno ancora? Sì, allora guarda, diciamo che appunto dall'immagine del Verena si nota chiaramente come insomma ci siano parecchi centimetri e non ci siano le semplici spolverate come abbiamo avuto ad esempio sul massiccio del Grappa o come comunque in altopiano, però a quote più basse, quindi lì la situazione è decisamente più invernale. E altrove appunto ha fatto una spolverata appena di qualche centimetro, anche perché insomma alla fine dei conti sono 3-4 giorni che è nuvoloso, però effettivamente in termini di precipitazioni non è che sia sceso granché, insomma c'è tanta umidità, c'è tanta nuvolaglia, però insomma ci sono lunghe pause asciutte rispetto ai momenti piovosi. Diciamo che quest'oggi dovrebbe rimanere un po' più coperto verso le zone montuose, mentre invece avremo anche qualche schiarita tra le pianure, specialmente quelle centro-meridionali. E poi però dal pomeriggio sera dovrebbe affluire dell'aria ancora più fredda rispetto a quella già esistente, di conseguenza avremo ancora via libera per la formazione di piogge e rovesci che dovrebbero appunto bagnare a partire da metà serata gran parte delle zone delle alte pianure, delle zone prealpine e anche quelle dolomitiche, portando poi nuove nevicate sui monti, questa volta a quote ancora più basse, anche fin sotto i 1000 metri, in caso di piogge comunque omogenee, durature e non di classici piovaschi che durano 10 minuti. Ecco, allora mentre tu ci racconti questa situazione, noi vediamo senza audio perché sennò non ti sentiamo le immagini che avete girato a Cima Grappa qualche giorno fa, insomma hai il tuo cappello d'ordinanza con il quale ti vediamo quando arrivano le prime nevicate. Secondo te che inverno sarà questo? So che è difficile da dire, ovviamente è praticamente impossibile sapere che cosa succederà fra un mese o fra qualche settimana, ma che cosa ci dici sull'immediato futuro? Sì, hai detto bene, diciamo che è una cosa praticamente impossibile appunto da prevedere, perché comunque non ci sono i mezzi. I modelli al momento sembrano anche abbastanza buoni in termini di freddo, nel senso che comunque l'anticiclone azoriano tenderà a dilungarsi nuovamente verso il Nord Atlantico, finire addirittura verso la Groenlandia. Di conseguenza avranno via libera queste saccature di aria, principalmente artico-marittima, che scendono a latitudini inferiori e quindi anche sul Mediterraneo, portando appunto un tempo più invernale e spesso anche condizioni di tempo tra il variabile e l'instabile, con occasioni per piogge, neve che appunto, come dicevo, tenderà a scendere via via a quote sempre inferiori, e che dire, si vedono bei movimenti anche nel lungo termine, scusatemi, perché appunto l'anticiclone azoriano non si estenderebbe più verso le regioni del nord e quindi della Groenlandia, ma tenderebbe a muovere verso est e quindi andare in Scandinavia, e quindi lascerebbe praticamente posto non più ad aria di origine artico-marittima ma di origine artico-continentale, quindi ancora più fredda. Però ripeto, questa è una previsione
a lungo termine, quindi ha una tendibilità praticamente pari al 10-15%, quindi da prendere assolutamente con le pinze. Però almeno i modelli appunto sono abbastanza concordi nel vedere questi bei movimenti per le prime settimane di dicembre, insomma, ecco. Quindi speriamo che effettivamente sia così e scenda un po' più di neve in montagna, perché alla fine sì, abbiamo visto un po' di bianco, però alla fine diciamo che qui 3-4 cm scesi a Cima Grappa per fine novembre, insomma, anche no, diciamo, ecco, queste sono le nevicate classiche che dovrebbero avvenire in pianura e non di certo a 1800 metri delle nostre prealpi. Quindi, insomma, dai, speriamo sia di buon auspicio, speriamo che finalmente scenda copiosa la neve in montagna. Diciamo che sono le patatine nella ciotola dell'aperitivo, si spera che la portata sia un po' più interessante. Nicolas, prima di lasciarti andare, allora confermiamo che nel fine settimana, oggi e domani, visto che tantissimi si muoveranno, ovviamente con tutto rispetto per le regole, mascherine, distanziamento e varie che sono in vigore, per andare a vedere i mercatini o l'accensione degli alberi, la pattinata sulla pista da ghiaccio, insomma le varie cose che si possono fare oggi, si può andare tranquillamente senza ombrello e decisamente vestiti ancora non da inverno, vero? Sì, dici bene, alla fine avremo un peggioramento appunto come accennavo questa notte, le ultime residue precipitazioni domani mattinata, poi insomma il tempo dovrebbe grosso modo tenere per domani, diciamo, ecco, forse un altro po' di nuvolaglia dovrebbe arrivare domani sera, con forse qualche fenomeno accompagnato, però in linea di massima, insomma, diciamo che dalla tarda mattinata di domani poi il pomeriggio, nonostante ci sia ancora della nuvolaglia alternata delle schiarite, comunque in linea di massima il tempo dovrebbe tenere, ecco, appunto come dicevi, da coprirsi perché comunque farà piuttosto freddo. Invece l'inizio della settimana dovrebbe partire in maniera un po' più stabile, con occasioni anche per schiarite ampie, però ovviamente attenzione perché in caso di cieli sereni assenza di vento le temperature minime scenderanno al di sotto dello zero anche in pianura e quindi avremo le prime vere brenate stagionali anche qui alle quote pianeggianti. Un po' di ghiaccio che in questa stagione insomma non è certo niente di eccezionale. Nicolas, allora intanto ti ringraziamo per questo consueto collegamento del sabato, speriamo di rivederti presto con il cappello d'ordinanza sotto una fitta nevicata di quelle serie, stavolta magari in grappa, in altopiano o sui rilievi del Bassanese. Per tutto il resto ti ringraziamo, ti auguriamo un buon fine settimana. Buon fine settimana a voi e un grazie a tutti gli amici che come sempre al sabato ci seguono per questo appuntamento. Ciao a tutti. Grazie, buon lavoro. Allora, torniamo in studio, chiamiamo Daniele Garbin da Vicenza, che può collegarsi in qualsiasi momento per raccontarci che cosa sta accadendo nell'area berica. Allora, chiudiamo la parentesi meteo, che comunque è molto richiesta nel nostro Focus TG del sabato, perché le persone magari vogliono capire, organizzarsi un po', ci sono le app, ci sono tutti i modi per sapere che tempo farà nelle prossime ore, domani nel fine settimana, però averle da un appassionato di meteo, da un esperto di meteo come Nicolas Faronato, che seguiamo anche noi di Rete Veneta per capire che cosa succede nelle varie zone, in questo caso della Pedemontana, ma poi questo vale un po' per tutto il Veneto, per capire che cosa sta succedendo, insomma qualche informazione in più, qualche consiglio in più può arrivare. Riassunto brevissimo in attesa del collega da Vicenza, oggi bene, domani magari un po' di pioggia, poi attenzione perché dovrebbe arrivare il freddo, non il freddo siberiano, non quel freddo che si è visto in altre occasioni, però come è giusto che sia per una stagione che si avvia a quella invernale, qualche gelata, qualche brinata mattutina potremo viverla, e quindi un po' di attenzione per chi deve mettersi in viaggio. Allora, non abbiamo ancora notizie di Daniele Garbin, quindi a questo punto vediamo se ci sono news che ci arrivano per quanto riguarda questa variante Omicron di cui abbiamo parlato poco fa. Diamo un'occhiata all'ANSA perché sappiamo che è molto dibattuta questa eventualità dell'arrivo della variante Omicron anche in Italia, anche in Veneto. L'assessore Lanzarin, che abbiamo intervistato poco fa, ci ha confermato che per il momento non ci sono rischi, non ci sono problemi di alcun tipo. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie è stato messo in guardia, è stato messo in allerta, è tutto pronto per eventuali campionature, per eventuali problemi che dovessero sorgere, ma in questo momento non c'è l'evidenza della variante Omicron anche in Veneto.
la variante Omicron che è in Sudafrica. Abbiamo sentito un rugbista italiano bloccato in quel paese, ha detto non si vede niente, non c'è quella situazione tragica che sembra trasparire, però siamo qui, vediamo cosa accade. Adesso, prima di andare in pubblicità, andiamo da Daniele Garbin, che vediamo in collegamento dal centro storico di Vicenza. Daniele, buongiorno. Che aria tira da quelle parti fra mascherine, rush natalizio e insomma voglia di ripartenza? Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono in centro in questo momento e in effetti la situazione almeno c'è il sole, questo è positivo, nel senso che porta un attimo di ottimismo. Ecco, questo, appunto la preoccupazione è che in questo momento stiamo girando, almeno io personalmente, con i ristoranti. Il problema dei ristoratori è il Covid, il fatto che questo Super Green Pass venga in qualche modo a condizionare quello che sono anche le previsioni per il Natale. Stiamo facendo una verifica proprio su questo. Vediamo un po' il polso della situazione, è che pare che i ristoratori, quelli che ho sentito almeno fino a questo momento, siano parzialmente preoccupati, nel senso che non ho registrato quello che magari potevo pensare, non dico una pioggia, comunque una serie di disdette in vista anche del giro di vita che può essere fatto proprio sui posti a Natale, alle feste comunque, perché bene o male la clientela nel corso del tempo si è selezionata, si è autoselezionata e quindi succede che non sa che cosa l'attende. Ecco, questo Ferdinando. Daniele, ti chiedo una piccola, insomma, dal vostro osservatorio privilegiato, sì. Con le mascherine, con l'attenzione a quelli che sono le regole di questo periodo, è plausibile pensare a un Natale sereno, tranquillo anche a Vicenza, soprattutto per i commercianti, per eventuali manifestazioni nel centro? Al momento per le indicazioni che abbiamo direi di sì, nel senso che non abbiamo almeno segnali così forti, almeno di voglia di replicare, di reagire, da preoccupare. Ecco, bene o male si auspicava anche questo giro di vita perché preoccupa, lo dicevi tu prima, il contagio aumenta, l'ultima variante fa paura anche qui, e quindi ben vengano le misure che permettono di poter stare anche in sicurezza. Generalmente Vicenza si è sempre comportata rispettando le regole, sperando appunto che vengano introdotte, almeno le persone che abbiamo sentito in centro, commercianti, aspirano che diventi questo. Anzi, alcuni dicono le norme ci hanno anche in alcuni casi introdotto dei cambiamenti che sono stati apprezzati, l'obbligo di stare seduti ai suoi tavolini. Certo. È qualcosa che ha cambiato le abitudini anche in bene, questo è un paradosso. Quindi al momento importante è garantire la sicurezza, questo è il minimo comune denominatore. Benissimo Daniele, allora intanto grazie per questo collegamento. Se ci saranno notizie di cronaca o altre notizie da Vicenza, non esitare a contattarci, siamo in diretta fino alle 13, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie Ferdinando, ai telespettatori. Torniamo in studio, ma solo per lanciare il secondo break pubblicitario, la seconda pausa. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Vediamo assieme con la regia di Alessandro Costacurta i dati che riguardano le vaccinazioni. Abbiamo visto poco fa quelli dell'emergenza Covid fra contagi e ospedalizzazioni, non sono ottimali, ci sono più di 2.000 nuovi contagi, siamo oltre 27.000 persone attualmente positive in Veneto, ma vediamo quelli della campagna vaccinale. Allora, intanto le dosi somministrate rappresentano il numero, la quota più alta mai raggiunta nelle ultime settimane, sono addirittura 25.481. Le prime dosi salgono, segno probabilmente, questa è una lettura che ci danno molti sanitari, che più di qualcuno è stato convinto dall'arrivo del Super Green Pass a
fare la prima dose. Ricordiamo che anche la prima dose dovrebbe, se non cambieranno le regole, dare accesso al Super Green Pass, naturalmente dopo i 14 giorni dall'inoculazione. Comunque eravamo a poche centinaia qualche giorno fa, adesso siamo a 2.276 prime dosi. I cicli completati sono 1.774, le addizionali booster terza dose, chiamatela come volete, sono 21.431, segno che questa fase della campagna sta interessando molte fasce della popolazione. Sono state somministrate il 92,9% delle dosi a disposizione del Veneto, quindi c'è ancora magazzino, c'è possibilità di aprire nuovi slot. Vediamo le percentuali sui residenti totali, quindi sulla popolazione totale in Veneto sono il 76,8%, quelli che hanno avuto la prima dose, il 75,7% che hanno avuto il ciclo completo, poi il 77,1% che hanno la prima dose o la prenotazione per la seconda dose e poi l'8,3% del totale ha già avuto il booster, la terza dose. Questo però è un po' più importante come grafico perché ci fa vedere la situazione rispetto alla popolazione vaccinabile, quindi è un po' più importante perché ci dice che l'85,2% dei vaccinabili in Veneto hanno almeno una dose, con il 100% degli anziani, over 80 naturalmente, l'83,9% dei vaccinabili in Veneto ha la seconda dose, con il 98,7% degli anziani raggiunti. Poi le dosi, cioè le percentuali comunque ci mostrano una situazione abbastanza coperta. L'85,6% ha o una dose o la prenotazione e quasi il 10%, quasi un Veneto su 10 dei vaccinabili ha avuto la terza dose booster. Vediamo come sta andando con i grafici dell'inoculazione. Vedete che ancora deve finire la settimana e già abbiamo superato la settimana scorsa e già tutti gli ultimi praticamente 2 mesi. Bisogna risalire a settembre, a metà settembre, per vedere un numero di inoculazioni almeno pari a quello che vediamo adesso. Entro la settimana, se vanno avanti così le cose, potremo avere addirittura 30, 40, forse 50.000 in più, si arriverà a 160.000 dosi che non si vedevano praticamente da agosto, e questa è una buona notizia per quanto riguarda la campagna vaccinale. Adesso facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti, vediamo qual era la situazione a Padova, dove sappiamo c'è la maggiore incidenza di nuovi casi e anche di terapie intensive occupate. 268 su 100.000 abitanti, 4,3% il tasso di positività a Padova, la provincia più colpita in termini di contagi da Covid. Ma il dato che sorprende è l'incidenza sulla popolazione Novax, 730 ogni 100.000 abitanti a fronte di 170 su 100.000 per i vaccinati. Numeri che però, alla luce della prossima entrata in vigore del Super Green Pass, stanno spingendo sulle vaccinazioni. Tornano infatti a crescere le somministrazioni di prime dosi, 1.000 quelle fatte nella sola giornata del 25 novembre. Nella provincia di Padova i vaccinati sono oltre 700.000 e il 10% risulta coperto anche con la terza dose. Noi abbiamo in questo momento ancora nel periodo da adesso fino al 28 febbraio 31.000 slot liberi. Oggi, questa mattina, noi andremo ad aprire, stiamo aprendo praticamente circa 80.000 nuovi slot sul mese di dicembre. Dal 1 dicembre aperte le prenotazioni per la terza dose per gli under 40, mentre si attende il via libera di AIFA per la somministrazione del vaccino con mezza dose per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sul fronte focolai si guarda con attenzione alle scuole, 218 le classi interessate in tutta la provincia, 86 sono in quarantena. Monitorato un cluster all'interno di una comunità religiosa di Suore dove ci sono 15 positive, un focolaio in una scuola di canto a Monselice con 20 contagiati su 36 e i partecipanti ad una cena tra anziani nell'Alta Padovana con 12 positivi. Rispetto a lunedì, le novità, per fortuna non ci sono nuovi importanti focolai nelle strutture residenziali, stiamo continuando a monitorare l'unico grosso focolaio che c'è stato nella casa di riposo di Conseve, dove si stanno rapidamente riducendo i negativi, i positivi sono arrivati più o meno
a 30 rispetto ai 66 iniziali. A Pieve di Sacco verrà aperto un terzo ospedale di comunità per pazienti Covid, mentre l'USL fa i conti con ben 200 sanitari Novax sospesi. Nei giorni scorsi le varie aziende sanitarie del Veneto hanno dato vita a una campagna per arrivare magari a convincere, anche se questa parola non è bellissima, qualche indeciso della bontà dell'iniziativa legata alla campagna vaccinale. Fra i vari testimonial c'era anche Sammy Basso, un amico naturalmente di Rete Veneto, una persona molto conosciuta e anche di grande influenza visto il suo percorso personale ma anche di studi. L'abbiamo intervistato e lui ci ha detto: io sono vivo grazie alla scienza. Sentite l'intervista. I dati parlano chiaro, dunque il vaccino serve, abbiamo visto che ovviamente non protegge dall'infezione o non ti dà il 100% dell'immunità, però i dati sono chiari che abbiamo un ordine di grandezza in meno di avere problemi sia di infezione, sia di ospedalizzazione, sia di terapia intensiva e dunque anche di morte. Parla da uomo di scienza Sammy Basso, che abbiamo incrociato al punto vaccini di Bassano mentre si sottoponeva alla terza dose di siero anti-Covid. Alla luce degli aumenti di coronavirus positivi che si sono registrati anche nella nostra ULSS, non ha dubbi. Non è più possibile pensare a una società completamente divisa dal mondo scientifico, dunque la scienza dovrà entrare sempre di più nelle nostre case e sempre di più nel pensare comune. E porta la sua vita come esempio, lui malato di progeria, patologia cronica rara che causa invecchiamento precoce. La valenza scientifica nella mia famiglia ha sempre avuto un peso enorme, nel senso che io sono cresciuto grazie alla scienza, dunque fin da quando sono bambino che la scienza riesce a dare delle risposte, riesce a darmi un aiuto concreto e anche a livello sperimentale. Dunque io non ho preso solo farmaci già testati, già provati, ma anche a livello sperimentale, dunque ero tra i primi a provarli. E questo mi ha fatto capire anche come funziona tutto il processo di approvazione, ma anche di sicurezza dei farmaci. È per questo che io il vaccino sono venuto a farlo tranquillamente, conscio che possono esserci degli effetti collaterali, ma conscio anche che dobbiamo guardare i grandi numeri. Poi ognuno deve decidere per conto suo cosa fare, però se da scienziato e da semplice cittadino devo consigliare qualcosa, consiglio il vaccino. Facciamo adesso una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora molte notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto fin qui le novità riguardanti il Covid, riguardanti anche questa campagna di sensibilizzazione su cui torneremo fra poco. La notizia del Super Green Pass ormai è di dominio pubblico, è già stata sviscerata, però non si è parlato finora molto dei controlli. Il prefetto di Vicenza invece si porta avanti e dice saranno controlli serrati e durissimi. Ecco le sue parole. Ci sarà un programma particolarmente straordinario di controlli. I controlli non sono mai venuti meno. Adesso evidentemente l'andamento della situazione cambia le prospettive, quindi la volontà del governo nazionale è quello di avere controlli di particolare vigore, di particolare incisività, cioè saranno oggetto di controllo tutte le attività che siano in qualche modo per cui sia previsto l'utilizzazione o del Green Pass rafforzato o del Green Pass base. Dai bar ai ristoranti, alle discoteche, agli stadio, la stretta arriverà dal 6. Il prefetto promette ogni risorsa schierata in campo e non solo nei fine settimana, ma distribuita per tutti i giorni fino al 15 gennaio. Impiegate in controlli capillari ed estesissimi. Nodo ancora da chiarire quello relativo al Green Pass sugli autobus. Il tema del trasporto pubblico locale è un tema che ci attenziona particolarmente ed è tra quelle tematiche sulle quali personalmente voglio leggere prima esattamente il testo della norma. Bisognerà vedere come organizzare i controlli. È chiaro che ci potrà essere il modo di svolgerli più semplice che quello a campione. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si riunirà nei primi giorni della prossima settimana in formula allargata.
Voglio parlare anche con i sindaci dei comuni di maggiore dimensione della provincia, evidentemente. Ci sarà un coinvolgimento forte delle polizie locali, peraltro voglio incontrare anche le categorie, perché evidentemente se per un verso noi inaspriremo i controlli, però io devo dire anche che è fondamentale che tutte le categorie, quindi i gestori di quelle attività per le quali è previsto il Green Pass, nelle due forme possibili, dovrebbero essere sensibilizzate adeguatamente prima, perché sappiano che comunque i controlli ci saranno. Abbiamo sentito poco fa la voce di Sammy Basso, testimonial d'eccezione della campagna vaccinale per quanto comprende la sua, non solo la sua area, ovvero quella della Pedemontana, ma in generale tutto il Veneto, ma anche nella Marca trevigiana ci sono stati testimonial decisamente importanti. Ci si cura, ma ancora meglio si previene, quindi vuol dire amore di se stessi, amore anche però per quelli che si hanno intorno e soprattutto per attenzione per quello che è, diciamo, il sistema paese, mi verrebbe da dire. Autrice di tanti appelli e sempre accorati alla responsabilità, stavolta il prefetto di Treviso ha voluto lanciare un messaggio ancora più tangibile, sottoponendosi alla terza dose di vaccino accanto ad altri testimonial d'eccezione come l'ex procuratore Carlo Nordio. Il vaccino è un obbligo morale verso gli altri e anche verso noi stessi, perché chi si ammala sottrae risorse alla sanità pubblica e sottrae posti letto a chi si ammala magari senza averne colpa. Da giurista Nordio si sofferma anche sul termine libertà, spesso abusato in questo periodo. L'attentato alla libertà lo fanno quelli che non si vaccinano e frequentano le altre persone perché mettono a rischio la loro salute. Per quanto riguarda la Costituzione è chiarissima che attraverso una legge si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio quando lo richiede la sanità pubblica. A Villa Carisi anche i numeri 1 dello sport trevigiano. Credo che vaccinarsi sia un dovere etico per se stessi e per chi ci sta accanto. È un'opportunità che la scienza ci ha offerto di essere in grado di in qualche modo riuscire a uscire da questa crisi che è stata generata globalmente, per cui lo ritengo una cosa fondamentale e per assurdo ritengo chi non lo fa in questo momento non riesce ad essere in grado di mettere in noi la società davanti a se stesso. Io mi sono già vaccinato, ho fatto la terza dose mercoledì a Vedelago e devo dire che anche la mia famiglia lo ha fatto e l'ho fatto per me stesso, l'ho fatto appunto per i miei familiari, l'ho fatto per la comunità. Ma il messaggio è trasversale alle generazioni in campo, anche le pantere dell'Imoco. Un anno fa eravamo chiusi dentro casa, adesso stiamo tornando alla normalità e vogliamo riprenderci tutti la nostra vita e quindi penso sia molto importante per l'immunità di tutti fare questa terza dose. Siamo tutti vogliosi di tornare alla vita normale, come diceva Monica, quindi secondo me tutti i giovani credo che abbiano capito più o meno l'importanza di questa cosa. Si tratta di un lavoro di squadra, si tratta di un obbligo morale che abbiamo tutti noi. Siamo dal coronavirus alla cronaca. Sono state ritrovate le attrezzature rubate a una persona proprio nel giorno dei suoi funerali. Faccio un appello, visto che erano ricordi per me e anche per i figli, visto che è appena mancato, di avere un po' di compassione e di riportare i ricordi. Questo è l'appello che la moglie di Luigi De Conti aveva lanciato dai nostri microfoni dopo il furto subito proprio nel giorno in cui lei e la sua famiglia avevano dato l'ultimo saluto al marito, 77 anni, deceduto a causa del Covid. I malviventi si erano introdotti nell'abitazione della coppia a Fregona, avevano aperto la cassaforte scappando poi con una collezione di macchine fotografiche, grande passione dell'anziano. Dolore che si era aggiunto ad altro dolore per la scomparsa di quei ricordi così preziosi dal punto di vista affettivo. I fatti risalgono allo scorso febbraio. Ora, 9 mesi dopo, quelle macchine fotografiche torneranno nelle mani della signora De Conti. La Guardia di Finanza di Bari a marzo aveva sequestrato al porto barese, all'interno di un furgone guidato da un cittadino albanese pronto per imbarcarsi verso l'Albania, scatole e valigie contenenti merce varia. All'interno le fiamme gialle avevano trovato 8 macchinette e 30 obiettivi fotografici professionali, risultati provento di un furto denunciato un mese prima dalla vedova di De Conti.
Anche il sindaco di Fregona, Patrizio Chiessi, in quei giorni aveva lanciato un appello perché le macchinette venissero restituite. Oggi accoglie con gioia la notizia del ritrovamento. Questa è una buonissima notizia, i complimenti naturalmente alle forze dell'ordine e speriamo che questo riesca perlomeno a dare un po' di sollievo alla signora che praticamente aveva vissuto queste due tragedie quasi in contemporanea. Andiamo a Vicenza adesso a vedere l'ennesimo fatto di cronaca avvenuto a Campomarzo. Via Verdi all'angolo con Campomarzo. Gruppi non meglio definiti, facce conosciute. È il popolo della droga, dello spaccio, guerriglia ogni giorno, anche oggi. Le telecamere mettono a fuoco movimenti sospetti. Viene registrato uno scambio tra un 35enne e un 28enne. Dal distaccamento di Campomarzo parte la segnalazione. Abbiamo del movimento. La pattuglia in borghese del nucleo operativo speciale entra in azione. Con un furgone raggiunge l'uomo che ha appena acquistato la droga. Addosso a 0,16 grammi di eroina. È stata applicata l'ordinanza del sindaco con 400 euro di sanzione. Interviene una pattuglia antidegrado e una in borghese per fermare il pusher che nel frattempo si è spostato in via Battaglione Monteberico. Lo spacciatore è aggressivo. Nasce una colluttazione con gli agenti. Il pusher è un nigeriano conosciuto da noi, però non aveva mai messo in atto della resistenza nei nostri confronti. Uno dei poliziotti, colpito al ginocchio e con una distorsione alla spalla, viene portato in pronto soccorso, dove gli vengono accertati traumi guaribili in 7 giorni. Il pusher, accompagnato nel distaccamento di Campomarzo, viene fotosegnalato e denunciato per spaccio di droga, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Noi al distaccamento siamo sempre operativi e pronti a ogni esigenza per la sicurezza dei cittadini. Chiudiamo restando a Vicenza, dove è arrivata la Coppa degli Europei di calcio. Aria frizzante da notti magiche e poi lo vedi arrivare ed è lui davvero, Roberto Baggio. È venuto a salutare quella Coppa, la Coppa Europea del Trionfo dell'11 luglio a Wembley. Un simbolo iconico, vinto sotto il cielo di un'estate italiana e che oggi viene esposto sotto il cielo freddo e piovigginoso di un autunno vicentino. Il trofeo è esposto nella loggia del Capitaniato, gioiello architettonico incastonato nella Piazza dei Signori. È un'emozione unica. Pensavo più grande, un po' più data anche l'importanza delle... Comunque, ben meritata. Cerchiamo di portare avanti, di non fermarci qui e di andare ai mondiali. Quando abbiamo vinto l'Europeo ero così concentrato a fare dell'altro che non avevo neanche notato la forma, le dimensioni o il materiale, il colore della Coppa, quindi è un'opportunità per vederla. Niente male, niente male. Adesso bisogna andare a vincere un'altra, quella del mondiale, si spera. È una bella emozione vederla qua, non me l'aspettavo tra l'altro di trovarla qui. È bellissima sta Coppa, sì, veramente bella, meritata direi. Che stava qui non me l'aspettavo. Io tra l'altro mi trovo per caso qui, quindi ho detto com'è possibile che c'è la Coppa dei Campioni d'Europa qua. Ma speriamo che ci danno qualche soddisfazione pure per i mondiali, che c'è voglia di viverli, sinceramente. Gli addetti alla sorveglianza controllano che i visitatori rispettino le regole e non danneggino la Coppa. Chiedevano in tanti se ci fosse un album dove rilasciare un commento, solo una firma, un pensiero, e dovremmo aggiungerlo effettivamente. L'iniziativa Azzurri d'Europa, promossa dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione col Comune di Vicenza, sorprende i vicentini, i visitatori occasionali, i turisti. Un ritorno a casa per la Coppa dell'Europeo, opera di maestri artigiani di un'azienda vicentina. Le notti magiche, in fondo, non tramontano mai. Porta sempre più lontano. Speriamo che questo possa essere un viatico con tutta la scaramanzia del caso per gli incontri che aspettano gli azzurri per i play-off, praticamente per le qualificazioni ai mondiali di calcio. Sappiamo che a marzo l'Italia sarà impegnata prima con la Macedonia, poi con la vincente fra Turchia e Portogallo. Speriamo che questa Coppa
non debba essere l'ultima esperienza vincente dell'Italia per un po', naturalmente, ripetiamo, con tutta la scaramanzia del caso. Allora, siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordiamo i temi del giorno sono quelli naturalmente legati al Covid, si parla molto di variante Omicron in uscita per ora dal Sudafrica, non sono segnalati casi in Veneto, neppure in Italia in questo momento, forse qualche caso potrebbe essere stato segnalato nelle scorse ore in Europa. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ci ha detto l'assessore Manuela Lanzarin che comunque è già allertato e sta già predisponendo tutto per fare eventuali tamponi, controlli se dovessero arrivare segnalazioni. Tutto questo si innesta sull'inizio vero e proprio delle festività natalizie, sono in programma oggi accensioni di molti alberi di Natale nelle piazze delle città del Veneto, mercatini di Natale, piste di pattinaggio, tantissimi eventi, tantissime iniziative, qualcuno addirittura si è portato un po' avanti nel timore che l'arrivo della zona gialla o peggio possa rallentare i movimenti, possa rallentare il ritorno alla normalità, un ritorno alla normalità anche economica nel periodo che va da qui a Natale. Fra poco entrerà in vigore il Green Pass con tutte le difficoltà che questo potrebbe portare anche per il comparto commerciale del Veneto. Noi continueremo a raccontarvi quello che succede in Veneto tutti i giorni con il nostro Focus TG, per cui ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo i colleghi che ci hanno portato tutte le notizie dal Veneto questa mattina, ringraziamo voi per essere stati con noi fin qui, vi diamo appuntamento a TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto finora. Naturalmente alle 14:15 saremo in diretta da Tombolo per i funerali di Ennio Doris con tutte le interviste, tutti gli approfondimenti del caso. Vi auguriamo comunque un buon pomeriggio.